Eccoci qua, allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Saluto Antonio Caligaris, consigliere regionale della Lega, buongiorno. Buongiorno. E Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, Buongiorno a tutti. Allora, insomma, anche nella lettura dei giornali di oggi, insomma, in questo ultimo giorno del 2025 si cerca un po' di capire che cosa succederà dal punto di vista politico in un anno cruciale che pare essere quello del 2026, che sarà quello del ritorno delle province, quello anche delle grandi manovre per poi le tornate elettorali. Parto da Federica, che dice: Roma o sindaco, è presto per decidere, non escludo nulla. Parto da lei, Sergo. Secondo lei che cosa succederà nel 2026 dal punto di vista del terzo mandato, delle scelte? Ma è sindaco di quale città? Trieste, Verona, Udine? Si vedrà, dovrà decidere. Ma non lo so se si deciderà molto nel 2026 in realtà, perché intanto è vero che è previsto il ritorno delle province, a cui però non si candida il Presidente. Ci crede tanto, però lo vedevo bene come Presidente della provincia, dopo aver fatto tanto per rimetterle. Ma per cui sarà sicuramente ancora un percorso molto lungo, noi dobbiamo ancora decidere cosa faranno queste province, per cui stiamo attendendo di capire quali sono le intenzioni della maggioranza, che ritiene questo ente totalmente utile, ma non sa a cosa servirà, perché a tutti gli effetti a oggi non si sa a cosa servirà e quindi non si sa neanche chi dovrebbe, diciamo così, dirigerlo, quindi comandarlo anche dal punto di vista politico. Per quanto riguarda il terzo mandato, Roma o sindaco, presto per decidere. È evidente che il Presidente ancora spera che il Parlamento possa fare la grazia, sì, quella che è la sentenza, certo. La sentenza della Corte Costituzionale gli impedisce al momento di poter avere, quindi attenderà fino a quando capirà se effettivamente in Parlamento ci possa essere una maggioranza per cambiare questa legge. Io credo sicuramente, anche perché altre cose, decidere di lasciare prima la Regione per andare a Roma l'ha fatto una precedente Presidente che è stata per questo ampiamente criticata da Federica e da tutta la maggioranza, chiaramente per aver abbandonato Friuli Venezia Giulia, per cui credo che per coerenza questo non possa succedere fino al 2028, poi ovviamente la politica è bella perché ormai si lascia scrivere come dice qualcuno, ma invece per noi sono cose insomma, che di coerenza in cui abbiamo sempre creduto e speriamo che valga anche questa volta anche per il Presidente. Insomma. Che ne pensa Caligari? Anche sul discorso delle province. Tanto Federica ha detto si chiameranno province perché la gente deve capire che cosa sono. Sullo statuto c'è scritto altro. Però insomma se vogliamo cambiare lo statuto passeranno altri 3 anni. Province ed è sempre stata la nostra idea dall'inizio, quella che si sarebbero chiamate nuovamente province. Allora, intanto cominciamo che mi fa piacere che Sergo dice di quale città potrebbe candidarsi Federica. No, ma già vuol dire che molto probabilmente Federica, molti cittadini lo vorrebbero sindaco della loro città e tante città lo vorrebbero sindaco, immagino e ne sono sicuro. Il Presidente dice anche, e l'ha sempre detto, che gli piace fare il governatore, sì, ed è quello che vorrebbe continuare a fare. La questione del terzo mandato ovviamente, dopo la sentenza della consulta, fra l'altro è uscita ieri la sentenza, no? Ieri in tarda serata, è una questione che va appunto sistemata a Roma, se c'è la possibilità politica. Ho intravisto sui comunicati stampa della sentenza dove si dice che c'è un contemperamento tra il principio di democraticità, di concentrazione dei poteri, eccetera. La sentenza mi pare dire, da quello che ho letto, una cosa un po' strana per quanto mi riguarda, è che dice che sostanzialmente c'è un principio non costituzionalmente imposto, ma fatto valere in una legge statale del divieto di terzo mandato, che è un principio
un po' strano secondo me, ma questa è una mia opinione dal punto di vista giuridico. Dopodiché, diciamo così, non è che il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è come la Serracchiani, che la Serracchiani aveva fatto un mandato e se n'è andata a Roma perché sapeva benissimo che non veniva rieletto. Fedriga è stato il primo presidente con questa nuova legge elettorale, quindi dai primi anni 2000, ad essere rieletto, cioè con lui si è posto il problema terzo mandato, quindi lui non è che abbandona il Friuli Venezia Giulia se va a Roma, no? Cioè, il concetto è, c'è questo principio che bisogna fare 2 mandati, che sinceramente io non capisco, perché se uno fa bene saranno i cittadini a decidere se resta o non resta, ma questo è un altro concetto, quindi lui diciamo può scegliere o appunto come ha detto è presto per vedere, no? Quindi può succedere di tutto, probabilmente il candidato sindaco si intende Trieste, no? C'è anche, voglio ricordare, il sindaco di Piazza che ha fatto bene come sindaco, se no anche lì non lo avrebbero rieletto, no? Ha fatto 25 anni di sindaco tra Muggia, Trieste, Pause, no? Credo che abbia ancora un altissimo e sempre gradimento nella città e quindi insomma credo che saranno cose che si definiranno dal punto di vista delle forze politiche di centrodestra, dopodiché il presidente Fedriga non si candida nelle province, insomma anche questo insomma Perché? Voglio dire, ma c'è per esempio tutto vuoi ammettere che non discorso, serve a niente fare il presidente di provincia? Va bene, voglio dire, allora abbiamo il sindaco di Piazza che è stato ed è e sarà ricordato sempre come un grande sindaco di Trieste, che dice mi piacerebbe Fedriga. Credo che, come ho detto, tantissimi cittadini vorrebbero Fedriga come loro sindaco di una grande città, anche di Udine immagino, no? Si parla di Trieste, a lui piacerebbe fare, e l'ha detto sempre, continuare a fare il presidente della regione, credo che questo tanti cittadini, ancora e sempre la maggior parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia lo capiscono e lo apprezzano, credo proprio di sì invece. Un quarto dei cittadini. E diciamo, vabbè, comunque tu dici quelli che vanno a votare rispetto all'affluenza, eccetera, però credo che se si potesse se andasse alle elezioni adesso, insomma, Fedriga sarebbe tranquillamente riconfermato, no? Immagino, non credo che andremo non sarebbe tanta politica questo. Quindi le province per noi servono perché sono un presidio del territorio, sono un miglioramento secondo noi dell'assetto organizzativo e amministrativo del territorio, sono un riavvicinare la politica e gli enti al territorio con un principio di democrazia, cioè il cittadino vota chi prende le decisioni e non delega il voto ad altri, no, come era con le UTI, eccetera, eccetera. Sì, dice poi sul Gazzettino, ha parlato anche qui oggi Fedriga, prima il personale, il passaggio sarà graduale, dice voglio sia un passaggio graduale, non bisogna fare l'errore commesso quando fu abolito l'ente intermedio e vennero date le competenze alle UTI senza però avere il personale, certo, perché così salta il sistema, le province dovranno avere più competenze ma gradualmente, quindi questa è un pochino l'idea. Infatti illustrata. In realtà il processo è già iniziato. Sono già dalla prima legislatura il processo per ricostituire l'ente è cominciato. Perché cosa succede? Si chiama EDR. Sì. Gli EDR sono degli enti regionali con personale regionale, no? Cioè, sono state prese le UTI principali, no? Che si occupavano delle scuole, sono stati trasformati in enti regionali, sono stati aggiunti o rimesse funzioni che erano delle province, tipo le strade provinciali, eccetera, eccetera, inserendo personale. Parallelamente è stato fatto il percorso istituzionale, no? La rimodifica dello statuto, le leggi costituzionali, eccetera,
Così, cosa vuol dire? Arrivati a fine percorso dal punto di vista legislativo, si sono già cominciati a creare degli enti che poi diventeranno la provincia implementando il personale. Perché quando il centro-sinistra ha fatto le UTI, cosa ha fatto? Ha fatto la legge, no? Senza metterci il personale adeguato o meglio ha messo funzioni senza personale. Mi ricordo quando ero sindaco eccetera eccetera che avevano fatto dal 31 dicembre, passavano le competenze delle scuole alle UTI e non c'era un dipendente che si occupasse della voltura dei contratti, per esempio, no? Della luce, del gas eccetera. Questo noi vogliamo evitare. Ok, quando partono devono essere pronte, insomma, e operative. Perché è scettico, Sergo? No, dico quindi campacavallo, cioè nel senso che se ci hanno messo 7 anni, perché 7 anni ci hanno messo, per realizzare l'EDR, che di fatto ha 2 funzioni al momento, cioè scuole e strade, cioè, figuriamoci quanto ci possono mettere per fare tutte le altre funzioni che vorrebbero attribuire alle province, tanto da, a differenza dell'EDR, renderle elettive. Certo. Perché qui c'è ovviamente il grosso punto, no, interrogativo di questa riforma. Non è creare un ente di area vasta, che poi ovviamente diciamo, il collega Caligaris non c'era, ma quando sono state create le UTI il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Proprio perché sapevamo che senza determinate diciamo, strutture, il nodo del personale, il fatto che comunque senza aumentare la capacità dei comuni, no, nel erogare servizi, non si sarebbe diciamo, migliorata la situazione, perché non è che uno dice sì, aboliamo le province perché siamo contrari a prescindere e poi lasciamo di fatto un vuoto. Non era quello il punto. Adesso il punto in discussione è creiamo questo ente di area vasta, chiamiamolo provincia come vogliamo, però come lo gestiamo e governiamo? Lo governeremo con il personale dei comuni che si trasferirà ancora di più, come è già successo ovviamente tanti anni fa, dai comuni alle province, o faremo in modo che i dipendenti attualmente in regione che stanno facendo le stesse funzioni andranno in provincia e quindi di fatto non ci sarà nessun miglioramento e forse anzi un peggioramento di quelle che sono le loro condizioni di lavoro, perché se al momento noi abbiamo 20 dipendenti che stanno facendo, diciamo, stanno erogando determinati servizi in regione, li trasferiamo in 4 province, vuol dire che di logica, se non saranno 5 a testa, qualche provincia più grande come quella di Udine ne potrà magari avere 6, altre province ne avranno 3. E dove ora lavorano in 20, dopo lavoreranno in 3. E questa è l'efficienza che vogliamo? Secondo noi no. Cioè, allora, o stabiliamo che avremo dei servizi che possano garantire almeno 10 persone per provincia a erogare quel servizio, benissimo, ma dove li prendiamo? Perché noi abbiamo un problema. In questi anni, si è detto 1000 volte, anche di attrattività per il settore pubblico, cioè mancano i dipendenti nel settore pubblico e quindi o sciogliamo questi nodi oppure partiamo già male. E il fatto di aver accelerato con questa riforma solo per, diciamo, stabilire che il governo di questi nuovi enti sia di fatto politico, fa sospettare che l'interesse non sia l'efficienza dell'ente, ma sia, come abbiamo sempre detto noi, quello di creare dei consigli provinciali o ricreare dei consigli provinciali dove mettere evidentemente persone politiche per poter fare quello che adesso, e più o meno, non da 7 anni, ma quasi, stanno facendo gli EDR. Perché la cosa interessante è questa, noi abbiamo in questo momento un ente che funziona, io dovrei chiedere a Caligaris, l'EDR funziona? Per quello che sta facendo funziona? Sì, perché o funziona o non funziona? Sì, molto meglio delle Sicuramente, UTI originarie. Possiamo anche condividere. Molto meglio. Possiamo anche condividere. Ma allora perché vi serve un presidente eletto dalla politica per farlo funzionare se adesso funziona? È questo che dovete ovviamente spiegare ai cittadini. Perché o ammettete, in questo momento noi abbiamo un ente
che non sta facendo gli interessi dei cittadini, perché chi lo dirige, addirittura ce ne sono i commissari da tempo, quindi ancora peggio, chi lo dirige, peggio nel senso di allontananza dalla politica, poi è ovvio che il commissario li sceglie la politica, però chi li dirige non sono persone elette dai cittadini, quindi non abbiamo quella vicinanza con, no, come si dice sempre, tra governo e popolo, in questo caso i cittadini, quindi o non funzionano e c'è un vulnus negli EDR che noi vogliamo risolvere, oppure gli EDR funzionano. La Ligaris giustamente dice funzionano. Perché vi servono le province? Questa è la domanda. Vogliamo rispondere in un minuto, poi c'è anche una persona al telefono? Sì, allora, non è che, funziona così. Esempio, gli EDR dalle mie parti, provincia di Gorizia, gli EDR dalle mie parti, solo sulla scuola, no? Adesso hanno, per amore di Dio, tu puoi dire grazie alla regione, eccetera, eccetera, hanno lanciato 2 e stanno lavorando, uno fra l'altro sono iniziati i lavori, cioè, su 2 grandi poli scolastici, una a Gorizia e una a Monfalcone, no? Per concentrare tutte le scuole o una buona parte delle scuole superiori, no? Creare dei poli in zone raggiungibili per il traffico, eccetera, 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 no? Ci sono 20 milioni e 20 milioni. Credo che a Udine abbiano realizzato la scuola polmone, no? Quella che veniva utilizzata quando le altre, no? C'erano i lavori, si spostava, una grande idea, quello, e tu dici, beh, funziona perché? Allora, questo ente che funziona con tutte le sue problematiche, lentezze, che è un ente pubblico, per l'amor di Dio, noi consideriamo questo e dall'inizio volevamo e vogliamo questo, dire, ok, ci aggiungiamo anche altro, come erano le stesse funzioni delle province di una volta, aggiungendo anche altro, aggiungendo anche l'aiuto alle attività dei comuni, uffici tecnici, progettazione, le gare, no, per dare un aiuto. Noi riteniamo però che nell'assetto istituzionale, che era ben pensato, quello Stato, Regione, Comuni, Province e Comuni, a questo aspetto, questo provincia deve essere elettiva, perché ci sono scelte che riguardano il territorio, che è più giusto farle, no, che le faccia qualcuno che ha ricevuto la fiducia del cittadino per fare determinate scelte, per usare determinate risorse e molto probabilmente le usa addirittura meglio, perché c'è la responsabilità politica. Questo serve, no? Cos'è? Il voto è controllo su cosa stai facendo, come lo stai facendo e come stai utilizzando le risorse. Dopodiché, sulla questione del personale, voglio ricordare, sì, che c'è tanto anche personale che è andato delle province, che è andato in regione, tutti erano stati passati in regione, quindi in realtà di quelli magari tantissimi saranno andati in pensione, però può tornare alle province. Tirerà via personale ai comuni? C'è il problema, sì, c'è un po', comincia a vedersi un'inversione di tendenza e adesso ai concorsi comincia a vedersi gente, concorsi dei comuni, eccetera. Ma ricordo, sulla questione penalizzati perché quelli che vanno dalla regione alle province avranno meno contratto, ricordo fra l'altro che proprio nell'ultima finanziaria è stato fatto un lavoro importante che dura da qualche anno dall'assessore Roberti per mettere risorse per andare verso, e sempre più, e quello è l'obiettivo, alla completa parificazione del comparto unico, per cui avere lo stesso stipendio tra chi lavora in regione, in comune e quindi futuro anche in provincia. Sentiamo chi c'è al telefono, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì, buongiorno, con chi parliamo? Prego. Pronto, parlo con Giovanni da Tugliato. Non la sentiamo bene, ci può ripetere il suo nome? Giovanni da Tugliato. Giovanni? Sì. Sì, Okay. sì. Prego Giovanni. Allora, buongiorno a tutti gli ospiti, a Sergio e a Rigari. Volevo soprattutto fare una domanda a Rigari, ma anche a Sergio ovviamente. Come è che non ha funzionato negli ultimi? Perché se si cambiano le cose vuol dire che qualcosa non ha funzionato per passare dalle progetti alle province alle UTI. Per cui la domanda è perché ritornare indietro e cosa non ha funzionato
Grazie, saluto. Ok, se ho capito bene, perché sentivamo un po' a frammenti, perché tornare indietro? Questa era un po' la domanda, mi conferma Giovanni? Il contesto non ha funzionato perché le cose si fanno, devono essere motivate. Le cose si fanno o per migliorare o perché non ha funzionato. Altrimenti è un scatolone per mettere dentro qualcuno. Perfetto, grazie Giovanni. Perché tornare indietro? Allora, io direi perché si è andati così avanti da fare un salto nel buio, nel vuoto, eccetera. Allora, perché tornare indietro? Allora, come ho detto, no? Il nostro sistema assetto istituzionale è stato ed era pensato con Stato, regioni, province, comuni, ed era una cosa abbastanza che funzionava, con le sue lentezze, con le sue cose, però diciamo, io quando ero sindaco ed ero contro le UTI, io sono stato il primo sindaco contro le UTI, io ragionavo così e dicevo così, cioè signori, hai un motore, no? Il motore, cioè o ne prendi uno nuovo completo e ristudi un nuovo motore, però non è che in un motore di una macchina togli un pezzo e puoi pensare che vada bene, no? Cioè non è un tornare indietro, è rimettiamo un pezzo, no, che garantiva un assetto che funzionava bene, funzionava male, ma aveva la sua logica. Togliere quel pezzo lì non aveva una logica. Perché? Allora, tu hai tolto il pezzo provincia. Allora, cosa hai detto? Ah, bene, perché sarà sostituito da cosa? Da cosa? Dalle UTI. Cosa sono le UTI? Le UTI sono i comuni, no? Che si metteranno a fare il lavoro che faceva la provincia. Ma non funziona così, no? Non funziona così. È come dire, io cambio la ruota e ci metto il ruotino, ma non posso pensare che la mia macchina andrà avanti per sempre con il ruotino, perché quello è stato fatto per un altro, no? Questo è il concetto. Allora, cosa succede? Perché non può funzionare? Si parla di funzioni di area vasta. Allora, il comune ha le sue funzioni sul suo territorio. Si dice, ma i comuni si mettono insieme e lo fanno per tutto il territorio con termine. Non è esattamente vero. Perché? Perché ricordo questo. Ci sono delle scelte, delle programmazioni che appunto è più giusto e più efficiente che lo faccia uno eletto. Perché? Vi faccio un esempio. Il sindaco di Udine. Il sindaco di Udine, che era il presidente della UTI, aveva la responsabilità delle scuole di tutto il Friuli, delle scuole superiori da Lignano a Tolmezzo, no? Per esempio, per legge. Ora, per quanto possa farlo, si impegni, eccetera, è chiaro che il sindaco di Udine, il suo obiettivo principale, interesse principale saranno le scuole di Udine, le strade di Udine, l'illuminazione pubblica di Udine, perché lui è stato eletto e risponde ai cittadini per quello, e quello effettivamente, pur se imposto dalla legge, sarà un di più che lui affronta senza il controllo del cittadino, senza la responsabilità di averlo davanti ai cittadini, e quindi in questo il sistema era, questo nuovo questo sistema del futuro era bacato, secondo me, e quindi è meglio, sì, tornare indietro, tornare a un assetto che funzionava, aveva la sua logica, no? Costruita così, e quindi rimettiamo il pezzo nel motore, magari avremo un pezzo migliore, poi potremo dire costruiamo un motore, una struttura nuova, questo è vero, bisogna farlo, non lo fai in maniera molto semplice, però insomma, secondo me rimettiamoci sta cosa che va meglio. Va bene, piccolo break, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Di nuovo insieme a Sveglia Friuli con Cristian Sergo e Antonio Calligaris, vi leggo l'intervista di De Toni. Dunque dice, perché mi candidi governatore?
in regione dovrebbero Molto materializzarsi... Molto bene, molto si bene. candida. Perché molto va bene? No, così. Dovrebbero materializzarsi avvenimenti a oggi alquanto improbabili. Quali? In primis che il centrodestra corra diviso. Quindi lui si candida solo se il centrodestra corre diviso, perché il centrosinistra in questa regione ha sempre vinto soltanto quando gli avversari si sono presentati spaccati. Poi dice, se non dovesse accadere questa cosa, resterò a Udine. D'altronde, come dice il proverbio, meglio primi in Gallia che secondi a Roma. Cioè, nel senso, non rischiamo di andare a perdere, stiamo a Udine. Questo dice. Per andare a fare il capo dell'opposizione, tra l'altro, serve un certo carattere che non credo di possedere. Che dice lei, Sergo? Beh, allora... Se non avesse carattere per fare il capo della maggioranza non dovrebbe fare neanche il sindaco. Quindi è evidente che non è un problema di carattere, ma probabilmente il suo ragionamento riguarda più la prima parte dell'intervista, cioè dove dice mi presento solo se il centrodestra va diviso. Io credo che e spero che la maggioranza di che il centrosinistra prenda atto anche di queste considerazioni per accantonare questa idea una volta per tutte, nel senso che noi se partiamo già intanto dalle persone, cosa sbagliatissima, intanto, cioè è una cosa che funziona a livello elettorale, perché è evidente, perché lo stesso centrodestra, no, punta a riavere Fedriga perché anche loro immaginano abbiano dei dubbi sui possibili successori del Quindi lei come Presidente. Movimento 5 Stelle mi dice che De Toni non lo candiderebbe per rappresentare il centro-sinistra. No, ma ripeto, queste non sono sicuramente premesse adeguate per uno che vuole fare il Presidente della Regione, ma credo che lo stesso sindaco in questo momento non abbia quella volontà e ovviamente inizia a cercare, tra virgolette, giustificazioni. È sbagliatissimo dire mi presento solo se il centrodestra va diviso, anche perché nel 2013 mi pare che fosse abbastanza unito il centrodestra, perché bene o male c'erano la Lega, Fratelli d'Italia, che poi si chiamava ancora Alleanza Nazionale, ma insomma c'era l'attuale ministro Ciriani. PDL. Sì, c'era il PDL, ma quindi c'erano Forza Italia, sicuramente erano tutti insieme appassionatamente e hanno perso le elezioni lo stesso, quindi c'era solo Bandelli, mi pare presidente, ma ha preso veramente pochissimo, tanto da non entrare neanche in coalizione e non essere... Probabilmente è stato decisivo, visto lo scarso numero di voti tra Serracchiani e Tondo, però insomma diciamo che in quel caso c'era comunque un centrodestra compatto e ha perso comunque le elezioni. Poi, ripeto, se fosse un problema di carattere non dovrebbe fare neanche il sindaco. È evidente che se è stato scelto per fare il sindaco poteva essere un'opzione valida e può essere un'opzione valida anche per la regione, però ripeto, noi non possiamo partire già con l'individuazione di un sindaco, una forza o delle forze politiche serie, a differenza di quello che fa il centrodestra, che vorrebbe Fedriga a tutti i costi, dovrebbe pensare e dire cosa vorrebbe fare per questa regione, quali sono le problematiche, perché le province non funzionano. Scusate, devo fare un passaggio indietro su questo tema, perché quello che diceva il consigliere prima è, diciamo, giusto, sacrosanto, è una visione di come dovrebbero funzionare questi enti, laddove si diceva ci vuole anche la responsabilità politica di chi viene scelto. Perfetto. Questo però, se noi diciamo, andremo a scrivere la legge elettorale anche delle province, sarà un passaggio fondamentale, perché se no, attualmente, ed è stato così ovviamente anche per tutti gli anni, le persone elette in provincia saranno sempre le persone elette provenienti dalle città più numerose, che saranno quelle che potranno garantire le preferenze ai candidati provenienti da quel territorio. È sempre stato così, sempre sarà così, anche perché avranno facilità a fare un certo tipo di campagna elettorale in un ambito molto più ristretto. E quindi quando si diceva prima Gorizia e Monfalcone sono due poli, grazie, quando tu avrai in Consiglio provinciale
il 90% degli eletti che verranno o da Gorizia o da Monfalcone perché prenderanno più preferenze rispetto ad altri che sono ovviamente in altre zone periferiche della stessa, allora a meno che tu non voglia spacchettare in 150 circoscrizioni nella provincia di Udine, quindi prevedere 150 consiglieri provinciali eletti, avrai sempre questo problema e ci sarà ovviamente sempre il problema che un consigliere provinciale eletto dal popolo dirà io rappresento chi mi ha eletto e quindi i suoi cittadini, non quelli dei comuni più piccoli, ed è questo un altro gravissimo vulnus di quello che voi state per costruire. Da dove vuole partire? Da De Toni, anche perché che dice... a sapere quanti consiglieri provinciali ci saranno magari faremo anche un ragionamento, saranno 50? Saranno 20? No, se sono 20 saranno 14 di maggioranza, 6 di minoranza? Cioè, questi sono i ragionamenti. Parti dal numero di quelli che c'erano nei vecchi consigli. Sì, no, ma se ripristini quello che c'era prima... 6 di più, 6 di meno, no? Cos'erano 24, adesso non me lo ricordo. No, dopodiché, esempio, per le province c'era un sistema a circoscrizioni fatto senza preferenze, era una specie di... Peggio ancora. Uninominale di partito. No? Ma adesso vorrete le preferenze. Se deve essere scelto dal cittadino per essere controllato, ci saranno le preferenze. Ti ricordo che, esempio, allora, lo stesso vale, allora, chi è che viene scelto? Il Presidente. Come adesso in regione, per esempio, tu dici c'è un problema con le preferenze, è uguale nel sistema regionale dove c'è il consigliere che viene eletto con le preferenze del territorio, ma c'è un presidente che viene eletto da tutti quelli di quel territorio ed è in realtà lui che risponde. Ed è anche lì un bilanciamento, qualcuno dice molto squilibrato sul presidente, no? Però questo garantisce una cosa che si chiama governabilità, anche efficienza. Quindi i consiglieri provinciali serviranno a nulla. Bene, andiamo avanti. Insomma, questo è uno schema che parte dal consiglio comunale qualsiasi e fino alla regione. Infatti. Quindi, ed era uguale quando le province c'erano. Dopodiché, sulla questione, allora, non è... Nella politica moderna, secondo me, bisogna partire per stare insieme, le alleanze devono avere una base comune di, non dico ideologia, ma di convinzioni, ideali, eccetera. E credo che questo il centrodestra ce l'ha. Molto più di voi. Dai patrioti ai secessionisti a Padania, siete uniti in tutto e per tutto. Che credo che noi discutiamo, anche litighiamo, eccetera, però il centrodestra la grande forza del centrodestra è che trova sempre unità, una sintesi, perché sui grandi temi ha una linea mediamente comune e perché tutti ci credono su quelle cose. E questo va contemperato con il sistema della votazione appunto del presidente, no? Cioè che è una personalizzazione, sì, eccetera, per cui conta anche la persona che metti candidata. Ora, perché noi, sicuramente la Lega, no? Vuole Massimiliano Fedriga, ma potrei parlare per me, perché io vorrei, e credo che anche tanti cittadini rivogliono Massimiliano Fedriga. Però ha fatto bene, perché alla fin fine, dopo anni, finalmente il Friuli Venezia Giulia, grazie a situazioni, diciamo, geoeconomiche, storiche, eccetera, sfruttate al meglio dalla persona Massimiliano Fedriga, ha raggiunto una situazione importante, ha raggiunto obiettivi importanti, ha messo in campo investimenti importanti e finalmente qualcuno in Italia o finalmente in Italia sanno chi siamo e dove stiamo. No, per questo io credo e vorrei ancora Massimiliano Fedriga, perché lui ci ha messo del suo per aiutare che si arrivi lì. Su De Toni, adesso arriviamo lì, io credo che io non lo conosco, non sono neanche un grande esperto di politica udinese, ma credo che se uno dice così è come dire lasciatemi stare, non ho la minima intenzione, ma faceva meglio a dire non ho nessuna intenzione di candidarmi a Presidente della Regione, voglio fare il sindaco, voglio stare vicino alla mia gente, mi piacerebbe continuare a portare avanti il lavoro fatto così, quello che dice Fedriga, cioè, no? Questo è il concetto.
Credo però, sì, quello di dire mi candido solo se il coso va diviso, solo se così, mi sembra insomma un po' così. Anche se personalmente mi piacerebbe come candidato del centro-sinistra, credo che il centro-destra potrebbe insomma, affrontare meglio il 2026-27. Sì. Va bene, diciamo così, regaliamogli questo pensiero di fine anno a De Toni. Quindi il centro-sinistra praticamente non lo vuole come candidato, il centrodestra lo possono candidare loro, lo possono candidare loro tranquillamente. Questa cosa di De Toni candidato al centrodestra è già venuta fuori, per cui sì, non è una novità, voglio dire, per la politica regionale. Sia De Toni che Fedriga dicono che i rapporti istituzionali sono ottimi tra regione e città. Vabbè, sarebbe grave il contrario, voglio dire. No, sì, senso, ora a prescindere da quello che è successo in passato, con le parole del vicepresidente, per esempio, molto grave il contrario. Quelli sulla sicurezza, insomma, era stato... ora c'è il nodo Carnera, quei 20 milioni, c'è stato anche lì un po' di attrito, però insomma entrambi dicono la situazione... Va bene. E quindi può diventare il candidato del centrodestra, va bene. Quindi... No, quello è il centro-sinistra. Va bene. Va bene, allora vi rubo ancora, vediamo che ore sono perché abbiamo gli orologi sballati, 9:27, 5 minuti. Il primo è su questo tema qui, che è quello dei bonus. La politica a favore della famiglia è portata avanti dalla Regione e qui raccontavamo anche un pochino, facciamo la sintesi prima, di tutte le misure che sono state in qualche modo ideate e messe a disposizione dei cittadini, dal nuovo contributo per i bambini, ai bebè, per il sostegno ai mutui, i provvedimenti della Regione, insomma c'è una grande attenzione per questo tema delle famiglie che insomma chiaramente in questo periodo fanno fatica, no? Soprattutto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista proprio degli aiuti, dei sostegni e quindi questo è un tema fondamentale, Caligaris. Sì, allora, questo è un tema fondamentale, tanto che è un tema che l'amministrazione Fedriga, il presidente, l'assessore Rosolen e anche l'assessore Barbara Zilli col bilancio hanno posto, diciamo, l'attenzione esattamente già dal 2018. No, c'è tutta una legislatura e i 2 anni e mezzo di questa che si lavora e si è lavorato per arrivare a tutto quello che sta scritto in quella pagina o quelle 2 pagine di giornali che sono, credo sia un centinaio di milioni di euro il totale. No? E quindi gli asili nido, e nella scorsa legislatura avevamo il dimezzamento, no? Il 50% per il trasporto pubblico scolastico, la dote scuola, la dote famiglia, quell'intervento importante credo, no? che fra l'altro non credo nessuno abbia in Italia, per cui l'attività del figlio, dei figli, il calcio, la pallavolo, la scuola di musica, no? Praticamente ti viene pagata dalla Regione. No? Credo sia una cosa che aiuta, è un segnale importante. Poi ci sono la misura di quest'anno sull'aiuto o il riconoscimento, no? della natalità per le giovani madri. Sì. I 500 euro per un anno, 250 euro per un anno, ma importantissima che è quella che credo che sia la misura più importante, 40.000 euro a fondo perduto per l'acquisto della prima casa, che deve essere intestata, cointestata alla madre, alla donna. No? Credo sia una cosa, e anche questa nessuno ce l'ha, no? Sentivo prima, no, pensiamo anche ai pensionati, 350 euro l'anno, una piccola tredicesima per i pensionati con la minima. Lo ricevono senza neanche fare domanda, perché c'è una convenzione con l'INPS fatta dalla Regione, no, probabilmente magari qualcuno nemmeno se ne accorge, o meglio, si accorge che arrivano più soldi ma non capisce che arrivano dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
perché automaticamente l'INPS vede i requisiti e eroga 350 euro senza che nessuno debba andare al CAF, andare lì, fare domanda. Credo che siano degli interventi importanti. Poi uno può dire certamente 350 sono poche, 500 euro per le neomamme sono poche, sono solo per un anno, 40.000 euro per l'acquisto della prima casa è già una cifra a fondo perduto, è già una cifra un po' più importante. È poco, però faccio notare che nessuno ce l'ha in Italia questa cosa, nessuno ce l'ha e nessuno, soprattutto dal punto di vista delle regioni, ci ha mai pensato. Questo credo che è il chiaro, c'è il problema della denatalità, non nascono figli, i salari sono bassi, le giovani coppie non riescono a trovare casa, eccetera, eccetera, tutto vero. Credo però che questa amministrazione regionale, da quando è arrivata, cioè dal 2018, ha messo su un sistema, no? Prima con degli interventi, poi e adesso mettendoli in sistema con la legge Rosoleng, che è di ottobre, che ha messo tutte queste cose insieme in una legge. No, credo che Fedriga ci ha pensato e cerca appunto di intervenire. Prima di capire quali sono le sue perplessità, perché la vedevo con le mani al volto, vado a sentire chi c'è al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo capire come si sente la chiamata. Si sente bene, signora. Con chi parliamo? Allora, io sono Adriana. Avrei un paio di cosine da chiedere. Allora, questi benefici che voi date per le mamme, sono per le mamme friulane italiane oppure anche le mamme che arrivano non si sa da dove, che hanno tanti bambini e quindi queste agevolazioni vengono date anche a queste persone? Altra cosa, io non so i soldi dove andate a reperirli perché noi comuni cittadini facciamo fatica ad arrivare a fine mese. E chiedo, voi che siete in regione, chi è il vostro datore di lavoro? Lo sapete che il vostro datore di lavoro sono quelli che pagano le tasse, che vi danno gli stipendi e che voi poi lì con le vostre leggi che fate destinate voi le tasse che noi siamo obbligati a pagare. Quindi magari chiedere un momentino anche a noi se, perché quando voi vi aumentate gli stipendi a noi non chiedete nulla. E quindi sarebbe utile che ogni tanto ci fosse, come dire, voi siete d'accordo che la regione fa questo? Perché per continuare a pagare, essere spremuti come demoni per non capire dove vanno i nostri soldi. Allora, guardate, ieri c'era in ospedale a Udine una coppia di persone non italiane. Avevano 2 bambinetti, uno di 2 anni circa, uno di 4, e nella carrozzina 2 gemellini di qualche mese. Ditemi voi se queste persone, anche lavorando lui, perché lei non lavorerà mai, ci potranno pagare le pensioni come diceva qualcuno di quelli che li vogliono qua. Cioè io sono un po' anziana, ho lavorato tutta la vita, non ho chiesto mai niente a nessuno, il governo a me non ha mai dato nulla di sua spontanea volontà e adesso ci ritroviamo a mantenere tante persone che non fanno niente. Quindi i 40.000 euro a fondo perso per la casa, ragazzi, non lo so io, pensateci un momento, pensateci un momento dove li prendete a noi pensionati che non ci aumentano le pensioni. Io sono 20 anni, 15 anni che non aumentano la pensione. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Cioè, parlare una cosa, fare altro, Grazie. Okay. Grazie, però il senso l'abbiamo capito, la telefonata a un certo punto non si sentiva bene. Allora, innanzitutto dice, ma questi fondi sono per noi italiani o insomma andiamo a, tra virgolette, allora, dice Adriana, a mantenere gli stranieri? Diciamo così, purtroppo non puoi distinguere tra, è vero, mannaggia, purtroppo, perché diciamolo così spieghiamo, perché la signora pone proprio questo problema. Allora, purtroppo non puoi distinguere tra italiano
e straniero residente, perché altrimenti interviene la Corte Costituzionale e dice no, discriminazione, eccetera, eccetera. Tanto che è vero, il nostro datore di lavoro, no, quando sei un eletto, effettivamente, soprattutto se sei un consigliere regionale, se sei un parlamentare, eccetera, dovrebbe essere appunto il cittadino, il popolo, no, che nelle forme fa il controllo e vota e decide col voto. Lo stesso principio però andrebbe applicato ai giudici della Corte Costituzionale, ai giudici dei tribunali, perché forse sono loro che non hanno capito chi è il loro datore di lavoro. No, per esempio, tanti stranieri, vediamo casi di stranieri eccetera che delinquono e vengono lasciati a piede libero, o qualcuno che si difende quando il ladro entra a casa sua, usa un'arma per difendersi e finisce in galera. Ce n'è uno che è intervenuto per evitare una rapina, non so dove, però ascoltavo su una trasmissione una guardia giurata, non in servizio, no? C'era un furto in una casa vicina, è uscito con la pistola, tipo ha avuto una colluttazione con l'ladro che scappava, eccetera, gli ha sparato ed è tenuto in galera lui. Allora il problema, vedete, il problema non sono tanto i politici, il problema è che il principio, il tuo datore di lavoro e il popolo deve valere per i politici, per chi ricopre cariche istituzionali, anche forse per chi sta alla Corte Costituzionale e ai giudici e nei tribunali. Allora, dicevamo, non puoi, mannaggia, distinguere fra cittadino italiano e straniero residente. La misura della regione, che per le neomamme, riguarda però le donne giovani che fanno un figlio e che lavorano. Questo sì, perché questo cosa fa? Evita il classico caso di immigrazione, soprattutto musulmana. Io vengo da Monfalcone, lì abbiamo un esempio, no? Il marito lavoratore in cantiere, no? Con la moglie e 4-5 figli, la moglie che non lavora, ISEE incredibilmente basso e quindi sostanzialmente tutte le interventi sociali, assistenza garantito. Per cui quel caso lì, è vero, ha ragione la signora, non ci pagheranno mai la pensione. Lasciamo stare quelli che arrivano, i migranti, no, dalle rotte balcaniche, quelle per me non ci pagheranno mai le pensioni, ma neanche quelli che arrivano stranieri e lavora solo uno, con la moglie tenuta a casa chiusa col burka, anche quelli ci pagherà la loro pensione, la nostra pensione, forse il loro nipote, forse comincerà a versare dei contributi per tutti, no, perché tra quello che versano e no, Cristian, se fai un calcolo tra quello che vengono, lavora uno solo, sono in 4 o 5, è un po' di matematica, fra quello che ricevono e quello che danno il conto verrà pareggiato forse fra 2 o 3 generazioni, e questo è vero. Allora, la Regione, che fra l'altro interviene con questa misura, inventandosela, non può distinguere fra cittadino e residente straniero. Questo è vero, è un problema per me, ed è vero, perché il cittadino lo pone, il cittadino dice perché uno straniero viene qua e deve avere questa cosa, quando sappiamo benissimo che appunto non ci pagheranno mai le pensioni, ma saremo noi a pagare i loro 4-5 figli, perché questo è il meccanismo e la gente l'ha capito benissimo. Perché? Dobbiamo dirlo, perché c'è un sistema che è la Corte Costituzionale, i TAR, eccetera, che dicono no, non si può, è discriminazione. Ok? Quindi quando ha l'accusa che magari uno ci dice ma voi cosa fate? Perché voi non rispondete al vostro datore di lavoro? Io posso dire io cerco di rispondere al mio datore di lavoro, c'è qualcun altro nell'apparato statale che dovrebbe essere
farlo e dovrebbe ricordarsi che anche lui è un dipendente del cittadino. Per esempio, qualche giudice che ha insistito per 3-4 anni a mandare a processo Salvini per aver bloccato un porto pieno di migranti, no? E non aver fatto scendere i migranti quando tutti gli altri giudici dicevano non c'è un reato, e lì si è insistito. Ecco, a quello bisognerebbe spiegare che lui prende uno stipendio molto sostanzioso, perché ricordo che le paghe dei parlamentari sono parametrate sulla paga di un giudice di Cassazione o di non so, però è l'incontrario, no? E quindi questo è anche uno dei problemi che va detto. Va bene, la faccio ecco, replicare tra un attimo, c'è un'altra telefonata, poi prometto che chiudo con lei. Buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno Giorgio, sono Fabrizio, chiamo da Mariacco. Mariacco, abbiamo qualche problemuccio sulla linea telefonica, cerchi di parlare lentamente così la capiamo. Ok, allora stiamo per fare una riflessione sul caregiver familiare e sulle pensioni di invalidità. Mi sentite? Sì, sulle pensioni di invalidità. E sul caregiver. Allora, ha detto giustamente Candidaris che c'è questo incentivo di 350 euro una volta all'anno, e appunto anche per le persone invalide. Sul caregiver ci sono 12 mesi a 100 euro al mese, solo però per una volta. Allora io faccio notare che il caregiver, io sono caregiver tra l'altro, non è che lavora e assiste la persona solo per 12 mesi, ma fino alla fine della vita. E quindi io dico, si potrebbe fare una cosa strutturale su questo incentivo qua, e poi volevo sapere tutti e due cosa ne pensano e cosa sta facendo il governo per questa cosa qua, cioè per il caregiver familiare. Grazie e tanti auguri a tutti. Grazie mille, tanti auguri anche a lei. Il tema dei caregiver, ok, è un tema importante, che questo è delicato, dice il telespettatore, il contributo dovrebbe essere strutturale, no? Perché non basta un anno, tu fai il caregiver finché insomma la persona di cui ti prendi cura è in vita. Quindi questo è un tema insomma delicato. La faccio rispondere, poi chiudo con lei. Appunti tutti i pensieri, guardi, le do un appunti tutti i pensieri e faccio chiudere a lei, Sergo. Prego. Allora, sì, è vero, ha ragione. Questa è una misura della regione, no, del Friuli Venezia Giulia. Che nessuno ha. Che nessuno ha, no? No, allora, è stata fatta per 12 mesi, è chiaro che è una cosa che dovrebbe, anche l'intervento per la natalità, per esempio i 500 euro o i 250, 28, oltre i 30 e per un anno dalla nascita del figlio. Ed è una cosa che anche quella dovrebbe essere strutturale e non so, fino ai 5 anni, fino ai 3 anni, fino ai 2 anni, eccetera, come anche questo del caregiver. È una cosa, allora, vedete, sono in politica o nell'amministrazione uno cerca di fare il più possibile con le risorse tante che abbiamo, questo è vero, inventando anche azioni nuove che magari all'inizio sono, diciamo così, di prova o sono sperimentali, e se la situazione va avanti così, se l'economia tiene, se andiamo ancora avanti come andiamo su avanti in quest'anni, possono diventare strutturali se non più stabili. Io credo che questo, già aver introdotto misure del genere, sia una cosa importante. Il Presidente Fedriga dice sempre che bisogna superare i bonus e arrivare a una strutturalità, perché questa è la sua tendenza e su molte cose l'ha anche fatto. No, credo che questo, noi mediamente finora la Regione ha sempre operato, l'amministrazione Fedriga ha sempre operato così, fa partire una cosa per 2 o 3 anni e poi cerca di garantire le risorse per procedere. Anche quello dei
350 euro ai pensionati era partito 2 anni fa in modo di prova, adesso viene riproposto per altri 3 anni. Quindi credo che, se possibile, lavoreremo anche sui carrieri. Okay. Le do un minuto e mezzo, ok? Devo mandare la pubblicità, se no mi tagliano. Risponda a tutto quello che ha sentito, non ha preso appunti? Posso riprendermi la penna? Sì, partiamo dalla telefonata del telespettatore, almeno il primo dei 2, perché poi ce ne sono state 2. Ma allora, sul discorso degli stranieri si diceva mannaggia, ma perché, per far capire anche ovviamente al collega Caligaris, ex collega Caligaris, che quando si prendono determinate decisioni non è perché le si prende perché sono di sinistra o di destra, ma perché lo prevede una legge, e fin tanto che quella legge c'è, il Consiglio regionale deve ovviamente rispettare le leggi, tant'è che negli ultimi 3 giorni ci sono stati 3 casi in cui il Consiglio regionale è stato sbugiardato da tutte le sentenze: terzo mandato, fine vita, salario minimo. Okay? Tre cose che voi avete sempre detto: no, se ne deve occupare il Parlamento, se ne deve occupare il governo. In tutti e 3 casi ovviamente siete stati sbugiardati dalle sentenze. Per cui non è che quando si fa una certa opposizione lo si fa solo per ideologia, come vi piace dire, ma perché sono dati di fatto e le leggi vanno rispettate. Se poi si cambiano le leggi, si rispetteranno le leggi che verranno cambiate. Governate da 3 anni il Paese, certe leggi ancora non le avete cambiate. Questo era solo, poi su tutto il resto parliamo dopo la pubblicità, perché mi serve un quarto d'ora, in 20 minuti non ho parlato. Allora potete restare ancora 5 minuti, devo mandare la pubblicità, va bene. Sì. Eccoci qua, ultimi minuti insieme. Avevamo promesso però la replica su tutti i temi dei bonus, degli aiuti, delle famiglie a Sergo, quindi giusto che insomma si prenda questo minuto. Sì, facevamo l'appunto ovviamente sul discorso dei stranieri, ma io credo che su questo tema è comprensibile quanto dice la signora che per prima ci ha chiamato e si chiedeva a chi poi finiscono questi soldi, a chi effettivamente noi andiamo ad aiutare. Il problema vero di questo Paese è che sono i dati anche usciti ultimamente, su quanti giovani, anche italiani, hanno abbandonato il Paese negli ultimi anni. L'ultimo dato, mi pare dal 2011 a oggi, parla di oltre 600.000 persone che hanno abbandonato il nostro Paese, che evidentemente non fanno più determinati lavori e che quindi con un tasso di natalità pari allo 0, se non negativo, è ovvio che noi abbiamo dovuto sostituire queste persone con altre che vengono in Italia a lavorare e lavorano, e se lavorano pagano le tasse, poi tante poche che siano, ovviamente possiamo metterci a discutere se 30.000 euro o 20.000 euro di tasse che si paga ogni anno un dipendente possono bastare a mantenere 2 o 3 figli in una scuola oppure no. Questi sono i dati, ripeto, sarebbe anche interessante fare veramente questi calcoli, però vanno fatti oggettivamente. Sul discorso bonus, ovviamente tutti gli aiuti e tutte le possibilità che si possono dare a famiglie a fare nuovi figli vanno benissimo. Noi continuiamo a ribadire che ok, va bene il bonus, però se tu mi dai X soldi e poi il costo della vita mi aumenta del 20-30%, quei soldi di fatto non me li stai dando, cioè nel senso che li vado a coprire per cose che prima non potevo pagare e per lo stesso motivo non riuscivo a fare un figlio, e succederà esattamente anche dopo. Noi dovremmo intervenire invece per, da una parte, far diminuire il costo della vita, cercando di bloccare quanto più possibile l'inflazione. Come lo puoi fare? Con le tariffe delle bollette, con interventi e avere maggiori entrate da chi in questo momento sta avendo profitti anche esagerati. Mi pare di aver letto la manovra, poi vedremo ovviamente il testo, che c'è un intervento anche
per aumentare l'IRAP alle banche. Questa era una delle misure che il Movimento 5 Stelle a dicembre del 2023 ha chiesto di fare a questa regione, perché l'IRAP è un'imposta regionale, e quell'emendamento è stato bocciato. Dopo 2 anni ovviamente viene ripresentato a livello nazionale dal centrodestra e va bene. E quindi è chiaro che si perde sempre tempo quando si fanno queste cose, questi diciamo rimpalli, ma ripeto, se una cosa è giusta si deve portare avanti, e spero che quindi la maggioranza con questa di centrodestra lo capisca. Ripeto, sì o no? Tutto quello che può essere a favore della natalità può andare bene. Se ci mettiamo a discutere sui 40.000 euro da dare a una famiglia che poi magari si accende un mutuo e per una casa di 100.000 euro ne paga 180 alla fine con gli interessi della regione, cioè con gli interessi, e quindi di fatto i 40.000 euro della regione non dico che non serviranno a niente, ma quasi. Queste sono scelte che vanno ovviamente fatte dalle famiglie, ma ripeto, gli interventi per aiutare le persone che lavorano possono essere anche altri. Questo, come si diceva, può essere un inizio, benissimo, non lo voglio mettere in discussione, ma se noi non capiamo che dobbiamo aumentare i salari, aumentare le possibilità ovviamente per le persone di lavorare, rendere attrattivo anche il comparto unico e quindi fare in modo, come si diceva, che ci siano molte più persone che vengono a lavorare in regione, nei nostri comuni, in quelle che saranno ovviamente le province ripristinate. Abbiamo possibilità di fare questo tipo di azioni, però vorrei solo sottolineare, e lo sapete benissimo anche voi, i segnali anche degli ultimi mesi, ma sono ormai mi pare 30 mesi che cala la produttività industriale di questa regione, cioè di questa regione, dello Stato, e quindi di conseguenza anche ovviamente della nostra regione. Ci sono segnali preoccupanti anche dal punto di vista del lavoro, perché è facile dire aumentiamo i salari, sì, ma se non crei le condizioni per le nostre imprese di poter lavorare, non crei le condizioni di avere in Europa un tetto ai prezzi di energia, gas o quant'altro, effettivamente dopo non è che puoi pretendere che uno faccia una famiglia se anche con un lavoro non può pagare, diciamo, o arrivare a fine mese. Chiudo. Il reddito di cittadinanza, che ovviamente è stato abolito, diciamo demonizzato e quant'altro, in questa regione più del 40% dei beneficiari aveva un posto di lavoro, quindi e prendeva il reddito di cittadinanza, ma non per le truffe, ma perché non arrivava a fine mese pur lavorando. E quindi abbiamo ovviamente poi posto l'attenzione sul discorso del salario minimo, perché la legge originale del 2013, la proposta di legge del 2013 depositata dal Movimento 5 Stelle in Parlamento, prevedeva il reddito di cittadinanza, ma già allora il salario minimo che doveva essere almeno di 9 euro. Stiamo parlando di 12 anni fa. Ora voi pensate a quanto è aumentata l'inflazione in questo periodo, e adesso ancora c'è qualcuno che dice che il salario minimo non dovrebbe essere 9 euro. Credo che questa è una cosa francamente aberrante. Va bene, ci lasciamo con queste riflessioni. Buon fine d'anno a entrambi, ci ritroveremo per tutti gli altri temi che non siamo riusciti a toccare. Grazie a Cristian Sergo, grazie a Antonio Calligaris, buon 2026, ci rivediamo presto. Grazie a voi, auguri.